Sanità pubblica sempre più in difficoltà, i servizi non sempre efficienti, le lunghe liste d'attesa costringono a volte i pazienti a rivolgersi a strutture private, che comunque dialogano ormai in modo molto più frequente con la sanità pubblica, specie per servizi particolari come quelli di odontoiatria che altrimenti richiederebbero mesi d'attesa. Abbiamo cercato di capire come si poteva mettere a frutto un sistema, un metodo di lavoro con attrezzature all'avanguardia, potendosi far sì che i prezzi siano calmierati e accessibili alla maggior parte della gente. E in periodo di difficoltà economica è necessario che l'una tenda la mano all'altra nei confronti delle fasce deboli. Io dico sempre, è un momento difficilissimo anche perché come sindaco mi trovo a imporre delle tasse per far vivere questo governo, far vivere tutti noi. Però sono convinto che veramente sono momenti difficili, ci vuole molta attenzione e soprattutto cercare di mettere sempre al centro l'attenzione per i servizi alle persone e soprattutto per coloro che effettivamente hanno grosse difficoltà di andare avanti. Sanità pubblica e privata, il dibattito è più che mai aperto, un lavoro sempre più sinergico, fatto in modo trasparente e a prezzi accessibili. Sulla sanità pubblica bisognerebbe metterci le mani per il semplice motivo non perché non ci sia una buona qualità, ma perché ci sono dei tempi di attesa lunghissimi, poi ci sono determinati servizi che per esempio la sanità pubblica non fa, specialmente in odontoiatria, e quindi voi capite, provate a pensare cosa vuol dire fare delle cure dentali in ospedale, diventa una cosa quasi impossibile. I sindacati friulani chiedono che venga cambiata la legge sulla sanità e sui settori sociosanitari, ma su questo punto Pedicini entra a gamba tesa. I sindacati dovrebbero anche dire una cosa molto semplice, basta i doppioni, la sanità in Friuli Venezia Giulia mangia più del 60% dell'intero bilancio della regione Friuli Venezia Giulia. Voi capite che in una regione di 1.200.000 abitanti, che è tanto pari alla popolazione per esempio del comune di Milano, 1.200.000 abitanti, voi pensate quante... abbiamo 2 università, 2 cliniche universitarie, quanti doppioni abbiamo in questa regione e quanto ci costano? Pensate 2 facoltà di medicina. Ecco, cominciamoci a chiedere se tutto questo una regione come la nostra, non tanto grande, se lo può permettere.